inizierei subito col bollettino, in modo tale che recuperiamo anche tempo. Allora, il totale dei tamponi sono 793.920. Peraltro abbiamo anche una relazione a disposizione per chi la volesse che smentisce totalmente tutto quello che è stato detto ieri. Vi anticipo solo che nelle prime 4 settimane dell'emergenza coronavirus facevamo circa 7.100 tamponi di media al giorno e oggi ne facciamo 11.000. Queste sono indagini, ma comunque ho visto, peraltro abbiamo una relazione che è aggiornata quotidianamente, per cui è molto, diciamo, cospicua, nutrita anche di dati, di elaborazioni, e c'è già anche il dato sul pooling, quindi che a noi dà un moltiplicatore a regime. Adesso sono partite tutte le microbiologie del Veneto, dà un moltiplicatore a regime per 5, cioè vuol dire che i 10.000 possono diventare 40, 50.000 se tutti andassero a regime, se non ci sono problemi, se non si rompono macchine o quant'altro. Il numero dei positivi, sì, i tamponi sono 13.134 in più rispetto a ieri. Il numero dei positivi 19.199, patta. Isolamento sono esattamente 823, meno 50. Ricoverati in ospedale sono 287, meno 12, dei quali, pensate, solo 49 positivi. Terapia intensiva, siamo a 13 persone in terapia intensiva, meno 1, sempre 0 positivi. Totale di morti 1967, 3. In ospedale 1409. I dimessi sono 3481 più 13. I nati sono 79. Due o tre considerazioni. La prima. Ma intanto facciamo gli auguri alla signora Mirella. Dov'è la signora? La bionda, eccola lì. Buongiorno signora, e le facciamo gli auguri che oggi compie gli anni. E quindi tanti auguri signora. Che è la moglie di uno dei carabinieri volontari che fa servizio qui, quindi grazie. Grazie anche per la pazienza e la disponibilità. Poi volevo dirvi, noi stiamo preparando l'ordinanza. Avete visto che c'è il DPCM, ieri abbiamo avuto la conferenza dei presidenti alle 4:30, 4:30. Abbiamo discusso di tanti temi, è un'ordinanza complicata perché vogliamo già mettere nero su bianco date e soluzioni rispetto a discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, fiere, sagre, case da gioco, si dice così, insomma, sale gioco, scusate, casinò, insomma tutta una miriade di attività che in queste ore stiamo mettendo in fila, definendo anche eventuali deroghe, questo ve lo anticipo. Vi dico già una bella notizia. Allora, l'Arena di Verona ha una capienza massima di 15.500 persone. Voi sapete che c'è sto limite imposto, però noi vogliamo esercitare la deroga, lo dico ai veneti, lo dico al mondo intero che guarda con attenzione questa partita, come accadrà anche per la mostra del cinema di Venezia, e per l'Arena di Verona stiamo già lavorando a un'idea di garantire le sedute un posto sì, un posto no, punto, chiusa lì. Inutile che stiamo qui a far girare la gente col metro o con altre robe fantasiose. Se poi le cose sono diciamo spettacoli all'aperto dove non c'è una postazione fissa, che so uno va su un anfiteatro naturale, su una collina, assistere a un concerto, allora chiediamo che ci sia il distanziamento di 1 metro tra cittadino e cittadino, ma dove c'è la seduta un posto sì e uno no. Questo ci permette di superare, io spero, anche i 3.000 posti e quindi di tornare alla quasi normalità. Sto parlando dell'Arena di Verona, sulla quale vogliamo prenderci questo impegno per dare anche un bel segnale di ripartenza. Con questi dati lo si può fare, sempre senza abbassare la guardia, e stiamo lavorando affinché la ricaduta di questa nuova filosofia arrivi anche nei cinema, in particolar modo alla mostra del cinema, e quindi si preparino per settembre, visto e considerato che settembre dopodomani
e sia possibile nella programmazione. Voi capite che alla Mostra del Cinema ci sono turisti, o meglio appassionati di cinematografia che comprano i biglietti da tutto il mondo. È giusto che comincino a trovare online le postazioni e scegliersi il posto. Guardate, detta così ve l'ho fatta molto semplice, è un'impresa, ci assumiamo delle responsabilità, però è un grande segnale. Pensare di fare la Mostra del Cinema con la capienza massima, cos'erano, 200 persone? Sì, al chiuso 200 persone al chiuso e 1000 all'esterno, capite che Mostra del Cinema è. Se il Cineforum fatto in casa è una roba del genere. E allora io penso che sia fondamentale a già annunciarvi che Arena di Verona avrà, spero, risolto tutto il problema, anzi spero, sarà risolto il problema, e lavoreremo sull'idea di alternare un posto seduto, un posto con presenza fisica e l'altro vuoto, quindi insomma ci sta soprattutto in un contesto come quello dell'Arena di Verona. Non avremo i 15.500 posti, i 15.500 posti fra l'altro è col palco centralizzato. Se poi andiamo col palco arretrato in un frontale, quello classico che vediamo di solito, si va a 13.500. Però possiamo ragionevolmente dire che avremo migliaia di persone comunque presenti. Vi daremo i particolari e le risultanze, io spero già domani. E volevo poi dirvi che rispetto all'ordinanza, voi sapete che il DPCM prevede delle aperture, ne cito una che tutti conoscono, è quella delle discoteche dal 15 di luglio, però poi dà anche delle deroghe, no? Ci dà la possibilità di anticipare. Stiamo valutando tutto per poter mettere anche nelle condizioni, a parte questo comparto produttivo come quello delle sagre e altre attività, a tutti viene da sorridere, no? Ma dietro le sagre c'è lo spettacolo viaggiante, ci sono i fornitori dell'agroalimentare, tutta l'industria agroalimentare, c'è il tema dell'offerta turistica, gli albergatori, l'extraalberghiero, cioè varrebbe anche la pena ogni tanto di fare anche qualche sforzo mnemonico, no? Perché dice Zaia parla di sagre, sì, parlo di sagre, perché economia anche le sagre oltre ad essere un grande elemento di volontariato. E dico che anche su questo stiamo affrontando il tema delle riaperture. Ovviamente vi anticipo già, lo faremo con gradualità, cercheremo di affrontare tutte queste aperture, le codifichiamo in questa ordinanza in maniera tale che prendendo in mano questa ordinanza avremo già le date e avremo già le linee guida. Ieri abbiamo discusso della 03, è stata adottata finalmente la linea guida del ministro Bonetti, si chiama? Del ministro Bonetti, che è sostanzialmente in linea, cioè è in linea uguale alla nostra, nel senso che cambia il firmatario ma è esattamente in linea con quella nostra, per cui direi che ci siamo e quindi abbiamo risolto anche lo 03. Siamo rimasti però scoperti per quanto? 15 giorni ormai, 15 giorni di linee guida. Pensate che ieri io avevo dei colleghi che parlavano della necessità di aprire lo 03 da lunedì, giustamente l'assessore ha detto in videoconferenza, noi siamo già al collaudo e anche tagliando dello 03. Un po' di bimbi e poi passo la parola a Caner. Questa è una bimba di Treviso, Luna, che ci manda questo. Fra l'altro stamattina abbiamo fatto anche un primo incontro per la mostra dei bimbi, viene fuori una bella roba e anche multimediale, insomma faremo una bella mostra per questi bimbi. Dove? Ancora non abbiamo deciso, però sarà, la nostra idea è quella anche di renderla itinerante. Poi ovviamente tutto dipenderà anche dalla modalità di allestimento, perché comunque di lavori ce ne sono arrivati molti. E Giacomo Lunardi, 8 anni, da Corezzola, eccolo qui. Poi c'è una bimba di 5 anni, guardate, io ne prendo su una manciata venendo giù, Aurora del Pupo di San Fior, guardate, 5 anni, e ringraziamo anche Aurora. Sono creativi per i nostri bimbi, E basta, oggi non ne ho altri. Volevo però invitare qui un attimo, sono sicuro che condividete con me questa cosa, dove ho scritto. Eccolo qui, sì. Il signor Luca Sinico, presidente ente nazionale sordi di Vicenza. Prego, si accomodi. Venga. Ma facciamo, adesso lo fai in piedi con te, no? Lo lasciamo, buongiorno. Prego, si accomodi. Venga.
Voleva dirvi due cose, ha chiesto di poter parlare, prego. Traduci te, no? Siediti pure. Però ho fatto robe contemporaneamente. Mettiti lì magari. Mi sentite? Questo? Sì. Allora, buongiorno Presidente, Governatore del Veneto e a tutti gli assessori presenti. Presenti qui, sono venuto qui innanzitutto per ringraziarla tantissimo per il suo lavoro che ha fatto e ha dimostrato, insomma, a tutte le persone sorde di aver messo a disposizione l'interprete di lingua dei segni. Per noi sordi è la prima volta, è un record per noi aver ottenuto questo, per aver avuto tutte le informazioni. In questo modo noi persone sorde abbiamo potuto avere la sicurezza di questa situazione d'emergenza e vi devo ringraziare perché appunto avete messo a disposizione l'interprete di lingua dei segni. Lei ha lavorato tantissimo, si è rimboccato tantissimo le maniche, io l'ammiro molto. Io sono il presidente dell'ENS di Vicenza e rappresento le persone sorde e dico che hanno un gradimento molto alto. Io non voglio fare un semplice ringraziamento, ma voglio ringraziarla in modo infinito per quello che ha fatto e porto proprio ringraziamenti di tutte le persone sorde e proprio anche un ringraziamento alla sua squadra. Questo è quello che volevo dire. Grazie. Come si dice grazie? Così? Grazie. Grazie, buon lavoro. Adesso passerei la parola, abbiamo parlato tanto della promozione, no? Vi ricordo che stiamo parlando di un comparto, allora il Veneto fondamentalmente dai dati che abbiamo ha messo in discussione almeno 65.000 posti di lavoro, 35.000 di questi posti sono del turismo. Vi ripeto il dato che voi ormai conoscete meglio di me, potete fare un esame sul turismo, però è bene ricordarlo anche a chi ci segue da casa, a tutti, che noi quando parliamo di turismo parliamo della prima industria in Veneto, che vale 18 miliardi di fatturato, e il Veneto è la prima realtà turistica d'Italia, è una tra le prime al mondo. Allora voi capite che in un comparto come questo, che è fondamentalmente, fisiologicamente massacrato dal Covid, dal coronavirus, cioè non c'è comunità al mondo che non esca dal coronavirus con il turismo che non sia massacrato, perché è naturale, il coronavirus toglie tutto quello che sono gli spostamenti, gli assembramenti e la fisicità, no? Cioè la possibilità di avere, la possibilità di avere anche il contatto con le persone, e questo è il turismo, se ci pensate. Allora, noi siamo partiti da un presupposto, poi passo la parola all'assessore Caner. È inevitabile che ci sia mischia al centro. Voi immaginate che tutte le comunità turistiche del mondo, grandi o piccole che siano, produrranno la loro campagna comunicativa, andranno in giro per il mondo a dire venite da me che da me si sta bene, venite da me che da me non c'è problema, venite da me che da me si mangia bene, venite da me che da me ci sono i più bei tramonti. Quante volte abbiamo sentite queste frasi? L'assessore porterà una campagna che intanto è molto accattivante perché si vede il Veneto, diciamo, le foto più iconiche del Veneto, e dall'altro noi ci spendiamo un brand, e voi sapete che è stato modificato il claim, che solo noi possiamo spendersi a livello internazionale. Diventa ancora più centrale l'idea del Land of Venice, la terra di Venezia. Cioè se tu vedi una collina piuttosto che l'Arena di Verona o altre realtà, sei in giro per il mondo, sei un cittadino del mondo, di Tokyo piuttosto che di Singapore o Rio de Janeiro o Adelaide, vedi quel monumento e vedi The Land of Venice, cioè la terra di Venezia. E penso che questo sia il punto di partenza, poi con moltissime novità che l'assessore vi dirà. Prego. Ho fatto anche la rima. Ah, le domande le faccio dopo, va bene dopo, intanto fate l'assessore. Bene, grazie, buongiorno a tutti innanzitutto, lasciatemi ringraziare anche il Presidente non solo per l'opportunità ma anche per i suggerimenti che ha dato su questa campagna, perché come sapete il turismo ce l'ha nel cuore, lo segue, è stato assessore al turismo, quindi turismo, agricoltura, adesso anche sanità, penso che
ne abbia da insegnare a tanti. Velocemente, questo è un piano innovativo sia più vicino al microfono, eccolo qua. Così? Perfetto, ottimo. Ottimo. Allora, è un piano, dicevo, innovativo che coniuga la parte tradizionale, ovviamente, che faremo sulla comunicazione, ma soprattutto il piano social, cioè l'utilizzo di tutti i social, ma soprattutto degli influencer. Ecco, qui c'è un aspetto molto importante che adesso andrò a spiegarvi velocemente. Non ho tantissimo tempo, ma penso di essere, spero, esaustivo in poco tempo. È una campagna mai vista prima, nel senso che sia in termini di soldi a disposizione, qua parliamo di 2.300.000 euro messi a disposizione per la comunicazione, cioè quindi non abbiamo mai avuto tutti questi soldi solo per la comunicazione. Prima questi soldi qua erano comprensivi di fiere, di quant'altro, cioè tutto quello che si spendeva sul mondo, diciamo, della promozione a 360 gradi. E dopo innovativo con le modalità che adesso vedremo. Deve essere una campagna veloce, come ha detto il Presidente, che si aggancia a Venezia perché è conosciuta in tutto il mondo, ma dietro a Venezia c'è un territorio che magari è meno conosciuto, ma che è a 100-150 km, il punto più distante da Venezia. Quindi quando comunichiamo Venezia non dobbiamo comunicare solo la città, ma capire che attorno ci sono delle cose che uno non si immagina a livello internazionale che ci siano in Veneto, ed è questo l'aspetto più importante. Poi una campagna pragmatica, perché l'idea con l'utilizzo dei social e degli influencer è di farla assomigliare quasi a una campagna di una grande azienda internazionale che, soprattutto per l'aspetto social, spenderà i soldi che spendiamo noi. Cioè una grande azienda internazionale, quando lancia un prodotto, spende i soldi che metteremo noi, per esempio, sull'aspetto social. Velocemente giro alcune slide, so che da casa fanno fatica a vederle, però poi noi le metteremo sia sul mio Facebook, anche su quello del Presidente, insomma le faremo girare perché sono anche veloci, intuitive. Gli obiettivi del piano: allora, ovviamente comunicare bellezza, qua abbiamo 8 siti UNESCO in Veneto, quindi comunicare bellezza ma sicurezza, poi vi faccio vedere come la comunicheremo, e comunicare che tutto il territorio si attacca, come dicevo prima, a Venezia, no? Per comunicare non solo Venezia, che è in difficoltà in questo momento, ma anche i borghi più belli, innovativi. E poi fare riferimento a diversi target, cioè noi vogliamo colpire i giovani, le famiglie, gli anziani, le persone anche che hanno delle disabilità. Ricordo che questa regione è la prima regione che è partita con il turismo inclusivo. Vi ricordate il programma di 2 anni fa con la spiaggia più lunga e più inclusiva d'Italia, che ha avuto un grandissimo successo. Ci sono 38 milioni di disabili a livello europeo che si muovono e vogliono avere una località dove andare a spendere le proprie vacanze. Quindi è una questione etica, morale, ma perché no, insomma, anche un'opportunità economica di lavoro. Ecco, qui vedete la prima slide, qui ci sono le colline del Prosecco, siti UNESCO. Ecco, vi dico subito la roba, vi faccio vedere 4-5 slide veloci, ma solo per farvi l'idea della campagna. Guardate che lo dico chiaramente, tutto il territorio sarà rappresentato, quindi non stai commissario, domani mandiamo messaggini, ma assessore, che se colline del Prosecco, che se Valpolicella, non c'è questo, cioè ci sarà tutto il territorio e sarà il territorio a darci anche le informazioni se vuole essere rappresentato. Quindi questi sono solo esempi. Come vedete, questa V grande, Veneto, the Land of Venice, proprio per dire che vicino a Venezia c'è tutto questo territorio da comunicare. La V grande, secondo me, se riusciremo da ora e nei prossimi anni a comunicarlo in maniera forte, arriveremo un domani a non avere nemmeno più la scritta Veneto, the Land of Venice, ma avere questa V che ci identifica, come per esempio ha la Nike con il segno, no? E questo diventa fortemente innovativo e comunicativo, e tra l'altro collega tutto il territorio, perché la via è Venezia, ma è anche Verona, che è l'estremo opposto, e i veronesi sapete che a volte fanno un po' fatica a sentirsi vicino a Venezia, ma ora l'hanno capito, perché hanno capito che possono vendere l'arena a Verona, che è poco distante da Venezia. Tra l'altro tutte le città venete hanno una V inserita, l'unica è Belluno, però Belluno sta già facendo la propria campagna con The Mountain of Venice, quindi loro sono già agganciati al Veneto, the Land of Venice, e quindi siamo a posto anche su questo. Ecco, velocemente vedete questa è un'immagine bella di Venezia con le montagne dietro, che vi fa capire il collegamento
di Venezia con le montagne. Velocemente, questa per esempio è Bassano. Vedete però, ecco, mi soffermo perché è una cosa che non abbiamo ancora detto, vedete che in basso a destra c'è un bollino Safe Area, cioè vogliamo comunicare che siamo in un ambiente sicuro. Ovviamente non è che possiamo fare la campagna Covid free, perché non va bene, ecco, dal punto di vista comunicativo, però questo bollino leggero in basso a destra ti identifica che tra l'altro noi abbiamo messo in campo un sacco di protocolli di sicurezza da questo punto di vista. In basso a sinistra invece vedete non solo il luogo, in questo caso Bassano, ma sarà qualsiasi altra località del Veneto, ma il www.veneto.eu. Questo lo dovremo lanciare in tutto il mondo perché abbiamo fatto il nuovo portale regionale. Dentro il portale c'è tutto il territorio veneto, uno compra esperienze, compra pacchetti di viaggio, vede le sagre delle Proloco, per esempio, che diceva prima il Presidente, compra i biglietti dell'Arena piuttosto che della Fenice. Insomma, colleghiamo e linkiamo tutto il territorio e questo è fondamentale farlo veicolare. Tra l'altro abbiamo un progetto anche per far sì che il mondo del ricettivo, sia alberghiero che extra alberghiero, metta anche le camere, cioè la commercializzazione delle camere. Quindi basta booking.com, approfittiamo di questo momento, Booking è in difficoltà con la crisi, approfittiamo di questo momento, ci inseriamo noi, me lo chiedono gli albergatori, noi abbiamo già il DMS, che è Destination Management System Veneto, già pronto, basta solo che mi date le camere da caricare. Ecco, ecco, questa immagine per esempio, questo è il Delta del Po, cioè uno vede questa immagine qua. Ovviamente abbiamo altre fotografie ancora più belle, questi sono esempi. Sì, qua rendono anche male. Sì, qua rendono anche male, voi da casa non le vedete, ma appunto ve le metteremo a disposizione. Però questa, per esempio, con i fenicotteri, cioè sembra di essere in Africa e uno non sa che viene in Veneto e trova situazioni di questo tipo, no? E quindi noi dobbiamo comunicare anche, come chiedeva il Presidente, a livello emozionale. Ecco, questa per esempio è Bibbione con i casoni. Adesso io non voglio citare le località perché, ripeto, ci saranno tutte. Ecco, anche questa è una spiaggia questa è Cavallino in particolare, ma per dire che non è solo la spiaggia con gli ombrelloni, abbiamo la spiaggia con gli ombrelloni, quest'anno distanziati anche per la sicurezza, ma abbiamo anche delle spiagge belle, naturali, quasi incontaminate, no? E sono stupende. Qua abbiamo le montagne, ecco, per esempio le Tre Cime di Lavaredo e via, vabbè. Basta con le foto, che le foto ce ne saranno a iosa. Velocemente, piano del marketing, 2 milioni e 3 canali, canale tradizionale, quindi piano stampa nazionale, piano stampa internazionale. Il Presidente mi ha chiesto di fare sia una parte domestica che una parte internazionale, quindi TV locali, giornali locali, video. Ovviamente c'è il tradizionale, cioè le fiere e gli eventi internazionali, le terremo. Io e il Presidente abbiamo l'idea che le fiere nel tempo stanno perdendo un po' forza, però gli operatori ce le chiedono, li fanno il B2B, quindi le teniamo. Quindi campagna tradizionale che va fatta, ma poi ci agganciamo la campagna digitale, 350.000 euro, e sono tanti sui social network, Facebook, Instagram, immagini video, YouTube, e poi l'ultima parte, quella innovativa che vi dicevo che nessuna regione ha mai fatto, che è l'influencer marketing. Qui adesso ve lo vado ad illustrare velocemente. Vedete questa piramide. Al top della piramide in cima ci sono i followers, diciamo, gli influencer che hanno maggiori followers, quindi da 250.000 in su, ma anche gente che ha milioni di followers, cioè di gente che segue questi influencer, che sono quelli che influenzano le persone nei social per fare delle vacanze. A questi gli facciamo vivere delle esperienze sul territorio, anche di 2 o 3 giorni. Poi a metà abbiamo il middle influencer, che sono gli influencer magari un po' più piccoli, cioè che hanno meno follower, meno gente che li segue, però sono fortemente targetizzati, cioè gente per esempio specializzata sul food, sul fitness, sul bike, sull'arte, sulla vela, sugli sport, su tutto quello che volete. E questi però hanno la caratteristica che quando scrivono una roba i followers la fanno, cioè quindi proprio sono fidelizzati, quindi sono importanti. Alla fine la base della piramide, gli utenti che ovviamente sono quelli che parteciperanno in rete anche a dei concorsi che creeremo per renderli, diciamo, partecipi anche di tutta l'attività che la regione fa, ovviamente utenti che partecipano in rete. Velocemente, dicevo che è il più grande piano di storytelling
internazionale. Gli influencer che abbiamo selezionato non è che li abbiamo selezionati a caso, alcuni li abbiamo già, altri arriveranno, perché questo è un piano dinamico, non è statico. Quindi se il territorio mi suggerisce degli influencer, cioè che ne so, i consorzi di promozione, le reti di impresa, noi siamo aperti a rappresentarli, però l'importante è che siano influencer selezionati, cioè gente diciamo che abbiamo analizzato i dati di performance che fanno, perché sennò c'è anche quello che si spende come influencer, il presidente dopo magari non è che sia tanto bravo, che ce ne sono, perché sì, potrei farvelo, però qualcuno, non so, per esempio c'è la sorella di Chiara Ferragni, ce ne sono più di qualcuno, però in questo momento preferirei, li abbiamo già contattati, qualcuno ci ha già detto di sì, qualcuno ci ha detto che vuole vedere il percorso, e quindi, siccome, ripeto, questo è dinamico, può essere che li cambiamo anche in base a quello che viene su dal territorio. Comunque sono influencer selezionati. Raggiungeremo tutti i target, come dicevo, quindi target personalizzati, quindi alcuni influencer sono quelli che appunto sono bravi su alcune materie che vogliamo spingere. Ecco, il percorso, qua vedete 5 percorsi. Allora, arte e cultura, food and wine, cioè enogastronomia, Summer Friends, che sarebbero in sostanza il mondo dell'intrattenimento, divertimento estivo, Relax e Active, che sarebbe in sostanza gli sport, le attività, insomma, dinamiche. Questi qua non è che ce li siamo inventati noi, questo è il modo di comunicare dei social, cioè i social usano questi 5 percorsi per comunicare. Poi, ripeto, anche questo è dinamico, possono essere cambiati, rappresentano tutti i territori, perché guardate che queste attività qua, fortunatamente in Veneto, le possiamo fare ovunque, possiamo fare in montagna, al mare, al lago di Garda, sulle colline, sul delta del Po, città d'arte, borghi, potremmo fare arte, cultura, food and wine, ovunque, anche lo sport estremo possiamo fare, parapendio per esempio. Bene, giriamo pagina e la realizzazione del piano. Cosa fa la Regione? La Regione mette a disposizione dei percorsi sul territorio, ovviamente. Guardate che queste cose qua le abbiamo già, noi abbiamo finanziato con i fondi POR-FESR, per esempio, 16 reti di impresa che hanno creato dei prodotti sul territorio, quindi li abbiamo già. L'importante è che il territorio, consorzi di promozione turistica, reti di impresa, ci dicano, guarda, ci prendiamo questo influencer, lo portiamo sul territorio, gli facciamo vivere l'esperienza e poi lui cosa fa? Lui la racconta, fa i contenuti, crea contenuti, li scrive e li comunica sui social, quindi fa un'esperienza. Il giochino è poi dire a livello internazionale, turisti sia stranieri che italiani, venite a fare la stessa esperienza che l'influencer ha fatto sul territorio e che comunica. Questo è il gioco degli influencer. Le iniziative, come la facciamo sta roba qua? Vedete i 3 livelli, per esempio, ecco, queste sono cose che fanno per esempio le aziende private, per quello vi dico che è molto simile a un'azienda e nessuna regione ha fatto un piano così pragmatico e operativo, quasi tutti fanno pubblicità generica. Questa l'ha voluta fortemente il Presidente e quindi è una cosa che abbiamo condiviso. Per esempio rendere le esperienze replicabili da veneti e turisti, cioè per esempio creazione di mappe digitali, mappe vere e proprie, disegnate su carta, ma poi create digitalmente, messe in rete, e quindi poi il followers, quando vede il suo influencer che ha fatto un percorso, lo fa identico seguendo la mappa digitale. Ma non solo facendo questo, vivendo delle esperienze sul territorio, perché per esempio l'influencer passa in un bar, in un locale, in un ristorante, lascia per esempio dei caffè sospesi, lascia delle Polaroid sul territorio, quindi uno passa, va a prendersi la Polaroid dell'influencer. Questa può sembrare una stupidata, ma sono cose che le aziende fanno. Per esempio abbiamo citato la sorella della Ferragni, Chiara Ferragni, fa esattamente queste cose qua quando va in giro sul territorio, lascia queste Polaroid, questi caffè sospesi e ovviamente abbiamo bisogno del coinvolgimento del territorio, cioè gli imprenditori, le reti di imprese, i consorzi devono fare la loro parte su questo. L'obiettivo ovviamente è raggiungere tutti i turisti a livello internazionale e anche italiano. Faremo una formazione, ho quasi finito Presidente, faremo una formazione importante con le ODG sul territorio, con i consorzi di promozione, con le reti di impresa, per spiegare questo piano che adesso sto spiegando a voi, anche a loro, perché è importantissima la collaborazione. Ovviamente io a livello informale ho già avuto l'ok da parte
del territorio, però poi dobbiamo condividerlo insieme. Quindi diciamo, per la prima volta le attività del territorio verranno attivate in modo sinergico, facendo un piano a 360 gradi che va dalla parte